din sulla vetta della torre antica gh'era il passero solitario. Invece, sotto la torre, gh'è un ristorante leggendario. Osteria dal cavaliere al cavalier Violante le dedicà, che tra tanti altri valori el maniava sol roba de qualità. E con questa politica, suo moier e la famiglia, l'ha deciso de versa questa maraviglia. Per anni gli ha tribulato, con pochi clienti, ma loro convinti gli ha stretto un fia ai denti e poi con slusor s'ha aperto la strada, che tra tante fadighe le sta più gustata. Inizialmente l'idea l'era di una cicchetteria, ma dopo tu spaghi e mettito mia, e allora avanti con bigoli vari, risotti, bottiglie, intingoli rari, e pian pianella riva tante celebrità, grazie al clima costruito che dona tranquillità. Max Pezzali e Cocciante, prima dei concerti, là si rifugia. Ormai esperti de pastisade, de vini nostrani, che solo a pensarghe gli se sfrega le mani. Anche i campioni del Verona passà, Rafael, Toni, non gli è mia mancà. Forse anche quella ha aiutato a tanto successo che alla città gadonado Boresso. Ma i tedeschi turisti, vedendo il campion, gli se abbandona a sighi, a foto, canzon. È così che la quiete de colpo vien spassà, lasciando largo al matesso tipico d'esta città.